Allora, bisogna lavorare sulla filiera, quindi divenire dei compromessi. Nell'ambito di questa filiera qualcuno deve riuscire, cioè deve guadagnare di meno. Chi guadagna di più e abbonda deve guadagnare di meno. Allora, gli altri problemi che ci sono stati segnalati è quello nelle zone dell'altopiano, ci sono i lupi. E tanti dicono, voi non parlate mai di questa situazione, avete parlato, cioè ci seguono, avete parlato dei cinghiali, vabbè, però non guardate che qua sull'altopiano, altopiano è zona anche della Lessigna in realtà. Il lupo esiste. Anche a Belluno esiste il lupo. Quindi abbiamo tutta la parte alpina, siamo ben consapevoli del lupo, ma soprattutto i danni che questi oggi stanno facendo. Vede, anche in questo caso noi come CIA, agricoltori italiani, pensiamo che la fauna selvatica è un valore aggiunto in agricoltura, cioè per noi è un valore, non è una negatività. Diventa negatività nel momento in cui non siamo più in grado di gestirla. E quindi per far questo noi dobbiamo modificare, l'abbiamo sempre detto e lo continuiamo a dire, la 157 dell'82, quella norma che prima era nata per cercare di salvaguardare la fauna selvatica, oggi vi è necessità invece di gestire la fauna selvatica e quindi di intervenire in quelle situazioni di gravità, quindi anche nella Lessinia, anche nell'altopiano di Asiago, quando c'è una fauna selvatica importante che crea grossi problemi agli agricoltori e soprattutto al mondo agricolo, di intervenire per cercare di mantenere un numero equo all'interno del territorio. Quindi ecco, su questo noi dobbiamo modificare questo. Oggi tante parole anche qua, in Parlamento è stato discusso la volontà della modifica della 157, però non c'è una posizione precisa su questo, perché poi su questo andiamo a scontrarci con tante ideologie diverse. Oggi l'ideologia principale, soprattutto dell'altopiano di Asiago, che ci sono circa un centinaio di malghe, tra l'altro la necessità di quello di andare in malga e di pascolare i nostri allevamenti, i nostri capi, quelli che possono pascolare i nostri capi senza preclusione alcuna. Oggi invece vi è difficoltà su questo. Le nostre aziende molto spesso non portano più le vacche da latte a pascolare perché comunque sono quelle più deboli e quindi vengono attaccate dai lupi, creando grossissime difficoltà su questo. Si deve intervenire, la Regione è ben conscia su questo, penso che abbiamo un alleato comune su questo che è anche la Regione Veneto, chiaramente può intervenire anche con dei finanziamenti, con dei contributi, ma noi non vogliamo contributi, noi vogliamo fare gli agricoltori e dare la possibilità ai nostri agricoltori di fare agricoltura su quei territori molto pericolosi, tra l'altro dove che se non esiste agricoltura non c'è proprio paesaggio, non c'è turismo e non c'è tutte quelle bellezze che possono dare le montagne e soprattutto le nostre malghe. Allora, c'era un messaggio che era arrivato, chiedo alla regia se riusciamo a rimettere, eccolo qua, vediamo subito. Allora, i prodotti che costano meno e di cui siamo competitivi sono quelli stagionali. Bisogna comprare prodotti di stagione, altrimenti ci troveremo a pagare le zucchine a 3 euro al chilo, ma è solo colpa nostra. E questo della stagionalità senza dubbio, anche se adesso con questo andamento dei prezzi delle energie rischiamo che anche molti prodotti di serra o comunque anche le stesse zucchine sia difficile produrre, perché qua parliamo dell'ortofrutta che può essere gravemente anche minacciato. C'è chi dice anche il vino. Beh, guardi, il vino ha altri problemi rispetto all'esportazione su quei paesi dell'est, Russia in primis, in cui... Avevamo un grosso export noi là. In parte, anche sì, non grosso. Per fortuna il nostro vino viene esportato in tutto il mondo, questa è la nostra fortuna, la nostra qualità è riconosciuta in tutto il mondo. Sicuramente la Russia e i paesi dell'est hanno una linea specifica di vini di alta qualità che oggi vi è meno questo, però vede, il nostro telespettatore ha perfettamente ragione, dobbiamo cambiare la metodologia alimentare, dobbiamo cercare di alimentarci con i frutti e la verdura di stagione, sicuramente avrà un aumento di costi, ma sicuramente costerà molto meno rispetto a quella frutta o quella verdura che andiamo a reperire nei paesi oltre Italia e molto spesso anche oltre Europa. E quindi ecco, su questo vi è una necessità di cambiare anche noi il modo culturale per la nostra alimentazione.
Volevo chiedere per quanto riguarda invece il discorso sempre carburanti, perché per l'agricoltura servono i carburanti, poi ne parlavamo l'altro giorno con dei vostri associati che dicevano abbiamo difficoltà anche per i campi e quant'altro, perché far uscire un trattore non è uno scherzo. Guardi, l'aumento dei carburanti in agricoltura è aumentato dell'80%. Noi abbiamo chiesto al governo l'eliminazione dell'IVA sull'accisa sul gasolio agricolo e quindi ecco un intervento immediato, una risposta concreta alle nostre aziende. Che risposta c'è stata? Ma sicuramente concordiamo, siamo consapevoli, siamo d'accordo, però se non la levano in tempo abbastanza breve noi andiamo a seminare, andiamo anche a raccogliere e ci ritroveremo ancora con l'aumento del carburante al 60-70%. Beh, poi per quanto riguarda le energie avete chiesto di togliere gli oneri di sistema e le addizionali sull'energia elettrica. Beh, questa è una grossa battaglia che noi abbiamo fatto. Per far tutto quanto questo certamente abbiamo necessità di condividere anche un percorso politico-sindacale non solo con le altre organizzazioni ma anche a livello nazionale per dare una risposta concreta ai nostri consumatori ma soprattutto alle famiglie più deboli e alle persone più anziane che oggi sicuramente sono quelle che rivestono una grande criticità su tutto il nostro sistema. Poi c'è il decreto Sostegni Ter che faceva degli interventi importanti anche per le aziende energivore, se non sbaglio. E come CIAB avete chiesto di rientrare nei sostegni? Sì, a proposito del bonus che diceva lo abbiamo chiesto per quanto riguarda le nostre aziende agricole, soprattutto le aziende agrituristiche, dare la possibilità anche a queste aziende di intervenire e di rientrare all'interno del bonus energia per dare la possibilità a loro di iniziare anche loro di produrre energia elettrica. Però vede anche su questo il PNRR ci darà sicuramente un'importante agevolazione, le domande dovranno essere presentate, il bando sarà aperto fra un paio di mesi, sono 1,5 miliardi di euro per le aziende agricole che inizieranno un percorso del fotovoltaico e quindi energia rinnovabile per quanto riguarda le nostre aziende. Quindi fotovoltaico sì, però a certe modalità sui tetti chiaramente, non a terra. Ma è sufficiente la copertura dei tetti? Ma intanto iniziamo e poi vediamo, perché poi alla fine i finanziamenti sono importanti, vediamo di cosa stiamo parlando e dopodiché nel momento in cui iniziamo a mettere il fotovoltaico sulle aree dismesse, sulle cave e sulle aree che non vengono prodotto agricolo, sui tetti di capannoni, sui parcheggi ed altro, poi potremo fare un'analisi e capire quanto fotovoltaico avremo ancora bisogno. Poi c'è stata la richiesta di sbloccare i fondi del PNRR. Perché riguardano le misure agroenergetiche. Sì, sono i due ragionamenti che stavo poc'anzi facendo, sia per quanto riguarda il PNRR del fotovoltaico, ma anche per quanto riguarda il PNRR delle filiere. Qui abbiamo 3,5 milioni di euro a disposizione dei vari settori, dal settore zootecnico al settore vitivinicolo, in cui vi è anche ortofrutticolo e anche seminativo, in cui vi è la possibilità di mettere insieme tutta la filiera, quindi dai produttori ai rivenditori e all'ultima distribuzione, in maniera tale da migliorare i propri capannoni e migliorare le proprie produzioni. Sono importanti finanziamenti che dobbiamo utilizzarli al 100%. Ecco, c'è un altro messaggio. Uscire dalla grande distribuzione e spingere i mercati locali è importante, ma dovrebbero essercene di più. Questo è un discorso. Il discorso dei mercati locali è anche molto interessante sotto certi profili, però ce ne sono, ma non sono presenti in modo capillare ovunque, per cui non sono facilmente raggiungibili da tutti, in tutti gli orari, e a volte è un po' problematico, a parte che poi a proposito di alcuni hanno alzato notevolmente i prezzi e per cui tante volte ti trovi al mercato locale un prezzo tale e quale della grande distribuzione e lì dici ma filiera qua non c'è. Sì, guardi, lei ha ragione su questo e quindi noi per questo cerchiamo sempre di più nei nostri mercati che gestiamo come Confederazione
di intervenire quando vediamo discrasie di questo tipo. Non può esserci discrasie di questo tipo, cioè noi controlliamo sempre i prezzi che c'è nella grande distribuzione con quello che vengono venduti nei nostri mercati, e quindi cerchiamo di far cultura anche su questo, anche alle nostre aziende agricole, per limitare gli aumenti. Chiaramente ci possono essere questi aumenti perché abbiamo visto i costi delle materie prime, dei concimi, il costo dell'energia è aumentato, però non è pensabile che i nostri prodotti costino di più rispetto ai vari prodotti che vengono prodotti, che si possono trovare nei vari supermercati. Perché poi secondo me è una questione anche culturale, cioè il cittadino si abitua a fare anche un sacrificio di strada, perché adesso diventa sacrificio di strada, costa, ad andare in quel mercato locale a prendere quei prodotti, perché dice sono buoni, sono genuini, sono del territorio. Quando però poi si accorge che il prezzo è tale quale della GDO sotto casa, e il prodotto è ugualmente bello e buono, perché poi GDO vedi da dove viene, c'è scritto produzione veneta, anziché, quindi magari è proprio lo stesso produttore che da una parte e dall'altra, una parte viene tirato per il collo e dall'altra no. Perde quella sana abitudine, va sul comodo, perché poi il cittadino alla fine ha già i suoi problemi, va dove è più comodo, per cui è peccato veramente andare a fare questa speculazione, che si comprende, perché giustamente uno dice il mercato locale almeno ci guadagno, ho un margine più alto, però diseduchi una forma di comportamento virtuoso che aiuterebbe molto gli agricoltori. No? Lei ha perfettamente ragione, e noi su questo come Confederazione stiamo lavorando e ci stiamo battendo perché ci sia proprio questo, perché questo è l'elemento importante e determinante per la nostra qualità di prodotti, che vengono valorizzati, ma devono dare anche il giusto prezzo ai nostri prodotti. Quindi ecco, una questione culturale sicuramente si deve fare, la dobbiamo fare, la stiamo facendo. Abbiamo aperto altri 2 mercati ultimamente qui anche a Padova, uno a Torre e l'altro a Piove di Sacco, in cui i nostri produttori agricoli sono pronti anche a mettersi la faccia, ma soprattutto pronti a vendere i propri prodotti. Quindi sempre di più vi è l'esigenza da parte dei consumatori, dei mercati agricoli, e soprattutto il rapporto che ci deve essere tra il consumatore e gli agricoltori che producono quel prodotto. Va bene, quindi siamo in chiusura. La prossima azione che intendete intraprendere, quale sarà? Dobbiamo fare una grossa iniziativa, dobbiamo fare un'iniziativa anche a livello regionale, magari coinvolgendo anche altre regioni, per ancora di più cercare di dare la possibilità alle nostre aziende agricole di venire fuori da questa grossa difficoltà che oggi si trovano. E quindi oggi noi abbiamo l'obbligo di fare questo, e quindi su questo noi ci impegneremo come Confederazione, ma vedo che anche le altre organizzazioni lo stanno facendo in uguale misura, e lo stiamo facendo tutti allo stesso piano per cercare di dare una risposta concreta alle nostre aziende. La situazione è di una gravità immensa, quindi su questo dobbiamo intervenire come Confederazione e anche come organizzazioni agricole. Ma secondo lei c'è la percezione che la situazione sia così grave da parte di chi ci governa? Perché ho capito che ci sono problemi più grandi, ho capito le dinamiche internazionali, ma bisogna anche guardare in casa propria quel che succede, oppure tutto sommato dice ma stanno come sempre alzando la voce, ne approfittano? No, guardi, mi sembra che da parte della Regione sicuramente ultime dichiarazioni sono state fatte da parte degli assessori e anche da parte del governatore, ma anche a livello nazionale vedo che c'è un'interpretazione migliore rispetto a prima, e quindi c'è una consapevolezza del fatto che oggi il settore primario, il settore principale, si deve garantire. No, questo è importante che abbiano compreso. Allora direttore, la ringrazio tantissimo di essere stato qui con noi. Grazie a lei e buongiorno ai nostri telespettatori. Grazie a voi telespettatori di aver partecipato con i vostri messaggi, poi come sempre scriveteci, perché poi ci sollecitate ad approfondire altre tematiche. Rivedete la puntata in replica eventualmente sul nostro sito internet. Buon proseguimento, buona giornata, ci rivediamo domani.